Allora, con l'arrivo del caldo potremo vedere il nostro cucciolo, che è il cane o il gatto, insomma il proprio animale, che inizia ad arrossarsi magari nella parte sotto, o inizia a leccarsi in mezzo alle zampe, mordersi sopra la coda, arrossarsi nell'interno coscia. E in questo caso potrebbe essere l'inizio di uno sfogo di dermatite. La prima cosa che ovviamente possiamo consigliare è di rivolgersi al proprio veterinario, che guardando il vostro cucciolo capisce se la situazione è grave o meno e di conseguenza saprà prescrivere una cura, una dieta specifica per sopperire a questo problema. Le dermatiti possono derivare da due cose: potrebbe essere una dermatite dovuta all'ambiente, quindi il cane che si struscia su un determinato tipo di erba, di graminacea, magari più allergico alla polvere, agli acari, quindi potrebbe presentare un arrossamento più specifico o che abbia un percorso a sé. In altri casi invece potrebbe essere più semplicemente che, essendo che il cane è sempre più anche selezionato negli allevamenti, quindi è anche più sensibile, al contrario di anni fa, sono più sensibili anche alla presenza a volte del glutine che c'è all'interno di alcuni mangimi, nella presenza del frumento. In altri casi potrebbe essere anche molto più semplicemente magari che l'alimento che date al cane è un alimento di tipo più economico e di conseguenza le materie prime siano di qualità inferiore a dei mangimi un po' più specifici, selezionati e di qualità. E come abbiamo detto, dopo la visita dal veterinario, che sicuramente vi consiglierà il percorso più giusto da seguire, troverete nei negozi specializzati sia l'alimento per dermatiti che siano ambientali o alimentari, e sia tutto ciò che può aiutarvi in questo percorso per lenire pruriti e arrossamenti, che sono shampoo, salviette e tutti gli integratori del caso.